Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash. In apertura l'operazione Risurrezione a Palermo, 18 gli indagati. Smantellata la famiglia mafiosa di Resuttana che si occupava della riscossione del pizzo e della gestione dei servizi funerari. Nel mirino anche degli insospettabili professionisti che aiutavano il clan. Domenica nera ieri per la Sicilia, Cosimo Accardi, un 46enne di Alcamo, è morto dopo un incidente autonomo avvenuto lungo l'autostrada A29. Il sinistro si è verificato in direzione Mazzara del Vallo. Stessa sorte per il 18enne Giuseppe Angileri, deceduto a Marsala dopo aver perso il controllo dell'auto che guidava. Ferita anche una ragazza di 17 anni, il giovane si era diplomato da poco. Incidente sul lavoro nelle campagne dell'Agrigentino. L'agricoltore Francesco Tutino, di 66 anni, è morto schiacciato dal trattore che stava guidando. Ancora sbarchi a Lampedusa, durante la notte sono arrivati 571 migranti. Attualmente ci sono quasi 2000 ospiti nell'hotspot. La prefettura di Agrigento ha organizzato 2 trasferimenti per la mattinata. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento questa sera.